Benvenuti ad una nuova puntata. Vorremmo affrontare il tema dell'avversità dell'olivo, ma siccome sappiamo che sono tante le problematiche della pianta, ne parliamo in 2 puntate. Ovviamente in compagnia del dottor Iannotta, docente dell'Accademia Nazionale dell'Ulivo. Oggi ci dedichiamo ai parassiti fitofagi, la prossima delle malattie crittogamiche. Facciamo una ricognizione? Va bene, allora dobbiamo parlare della complessità dell'ecosistema oliveto, complessità che riguarda gli aspetti biocenotici, nel senso che sono molte le specie che vivono all'interno di questo ecosistema, molte volte sono tra loro in equilibrio e quando ciò accade, diciamo, non si verificano grandi danni, grandi problemi. Quando invece questi equilibri vengono alterati, soprattutto ad opera dell'uomo, che quando opera quasi sempre danneggia tutto, e allora praticamente insorgono i problemi, perché ci sono pullulazioni di parassiti particolarmente aggressivi che provocano danni e, diciamo, condizionano l'andamento generale biocenotico dell'ecosistema. Complessivamente, se noi mandiamo la prima diapositiva, possiamo vedere come il quadro dell'ecosistema olivo è costituito da specie diverse dal punto di vista sistematico, sono all'incirca 300, di cui quasi la metà sono insetti. Fortunatamente fra questi insetti, diciamo, i più importanti a carico dell'olivo sono 3. E sono la mosca delle olive, che è praticamente il fitofago chiave di tutto l'ecosistema, poi la tignola dell'olivo e la cocciniglia nera, Seissetia olea. Praticamente da questa situazione dobbiamo diciamo, considerare che la cosa più importante, diciamo, è quella della mosca, diciamo, no? della mosca delle olive. Sappiamo che il parassita più importante e dannoso è la mosca delle olive. Perché? Allora, perché è la più dannosa? Perché attacca direttamente i frutti. Allora, ha un ciclo biologico diviso in 2 parti. C'è una fase preimmaginale, si dice così in entomologia, e riguarda le fasi di uova, larve e pupe, e poi una fase preimmaginale che sono praticamente gli adulti di questo dittero. La parte preimmaginale è la più pericolosa, perché è quella che attacca il frutto, crea, diciamo, le gallerie all'interno del frutto e asporta, diciamo, la polpa. Insieme alla polpa ovviamente asporta anche l'olio, la quantità di olio, e provoca anche danni qualitativi, perché apre ai tessuti i processi ossidativi attraverso l'ossigeno, appunto. Dunque, quindi diciamo, questo insetto, che è la mosca, abbiamo detto che provoca grossi problemi, e soprattutto nel mezzogiorno d'Italia, dove praticamente ci sono le condizioni ideali per lo sviluppo e la biologia di questo insetto, perché molti mesi sono caldi, sono umidi, soprattutto nel post-estate. Infatti le più grandi infestazioni di questo dittero si verificano proprio nella fase autunnale o preautunnale, diciamo nel mese di settembre-ottobre, quando, diciamo, le drupe già sono grandi e quindi quando i danni costituiscono davvero un bel problema. Come possiamo combattere questo parassita, magari nel rispetto dell'ambiente? Ecco, questo parassita, diciamo, per millenni non è stato combattuto, proprio in virtù di quello che dicevo all'inizio, perché c'era un equilibrio all'interno dell'ecosistema che, diciamo, permetteva di evitare grosse pullulazioni. Da quando è stata inventata la chimica, quindi da qualche decennio, da una cinquantina d'anni più o meno, l'uomo ha combinato guai, danni irreparabili, perché ha fatto dei trattamenti contro questo insetto, creando, diciamo, dei disquilibri all'interno dell'ecosistema e quindi provocando grossi problemi. Quindi, diciamo, a parte la chimica che ormai riguarda, diciamo, i trattamenti
di decenni fa e che oggi diciamo, è molto ridotta, proprio effettivamente all'essenziale proprio quando non si hanno altri mezzi a disposizione, ci sono dei mezzi alternativi. Questi mezzi alternativi sono stati, diciamo, per così dire, imposti dalle esigenze ecologiche, perché la salvaguardia ambientale non permette l'utilizzazione di queste sostanze chimiche e quindi la ricerca ha effettuato studi per trovare alcuni sistemi di lotta preventiva, perché la lotta a questo titolo si può fare attraverso due ipotesi. Una è quella preventiva, cioè evitare che ci sia l'attacco, la infestazione, quindi grandi danni, e l'altra è curativa, cioè terapeutica, alla quale ci si rivolge quando ormai non c'è più nulla da fare, l'unica cosa è trattare le olive con queste sostanze terapeutiche. Ecco, se noi vediamo la diapositiva che segue, sappiamo che la biodiversità all'interno dell'ecosistema, quindi il fatto che ci siano dei siti trofici, perché questi equilibri come sono costituiti? Sono costituiti dai parassiti veri e propri e poi ci sono i nemici di questi parassiti che sono parassitoidi, cioè che sono in grado o si nutrono addirittura di questi parassiti. Questa lotta che c'è, che in lingua inglese viene espressa come struggle for life, cioè una lotta per la vita in pratica, c'è questa guerra che conviene all'olivicoltore perché praticamente mantiene in equilibrio l'ecosistema. Perciò la biodiversità, soprattutto l'inerbimento naturale, eccetera, o i buretti a secco, costituiscono dei siti dove questi parassitoidi possono rifugiarsi, nutrirsi, riprodursi e quindi mantenere gli ecoequilibri. Quando ciò viene a mancare, allora bisogna che l'uomo intervenga, ma con metodi, diciamo, ecocompatibili. In questo caso il primo approccio è quello della lotta biologica, che poi, diciamo, quella che abbiamo appena descritto sarebbe la lotta biologica conservativa, cioè questa lotta struggle for life che c'è fra l'entomofauna utile e l'entomofauna parassita. Ma laddove questo equilibrio non si potesse raggiungere, allora interviene l'uomo con delle tecniche del tutto innovative, come quelle della lotta biologica inoculativa. In altre parole, questi parassitoidi vengono inoculati, vengono inseriti nell'ambiente, mandiamo la diapositiva, ecco, attraverso esemplari che sono costruiti in laboratorio, sono allevati in laboratorio e poi vengono liberati in campo in modo che possano acclimatarsi e svolgere il loro ruolo di regolatori dell'ecosistema. In questa fotografia si può vedere, diciamo, quello che sono state le prove del CREA fatte in un'azienda nella piana di Sibari, in cui è stato inoculato il parassitoide Psittalia congolor, che è un nemico naturale della mosca delle olive e che è stata praticamente appunto inoculata. Si è poi acclimatato molto bene perché dopo molti anni ancora continuavamo a catturarlo e quindi praticamente è una delle ipotesi più suggestive. Insieme a queste ce ne sono altre. Vediamo la prossima diapositiva, altre tecniche che permettono, diciamo, una lotta non chimica. In questo caso si parla di lotta biotecnologica, in cui si usano delle cartelle, delle device, che si chiamano attract and kill, sono in grado di attrarre e uccidere. Attrarre perché sono impregnate di ferormone, quindi c'è l'attrattività sessuale, e la mosca si va a posare su queste cartelle che sono impregnate anche di un insetticida di contatto e la mosca muore. È un sistema molto interessante perché praticamente non permette al prodotto utilizzato, quindi al pesticida per contatto, non permette di entrare in contatto con il frutto e quindi non c'è inquinamento tossicologico in modo che non ci possano essere problemi per l'uomo. È ovvio che è una tecnica che deve essere applicata su larghe superfici, ma diciamo in grandi comprensori, laddove è stata
applicata ha fornito risultati abbastanza interessanti, perché combatte la popolazione adulta, e tenendo sotto controllo la popolazione adulta poi alla fine si tiene sotto controllo anche la popolazione preimmaginale. Se andiamo alla prossima diapositiva andiamo a vedere un'altra tecnica di lotta, diciamo, abbastanza recente, anche questa molto interessante, che è l'uso di sostanze inerti. In questo caso è il caolino, che sarebbe, diciamo, una specie di argilla che viene irrorata alla pianta, come vedete nella diapositiva, e questo caolino crea una barriera alle femmine della mosca che non riescono a fare la ovideposizione sulla drupa e quindi non riescono a depositare l'uovo per dar luogo, diciamo, alle popolazioni preimmaginali. Inoltre questa colorazione bianca che assumono le piante disorientano le mosche anche dal punto di vista cromatico, perché non riconoscono più i colori della drupa e quindi non riescono ad individuarla. Questa è un'altra delle tecniche preventive, infatti bisogna farle preventivamente dal mese di luglio fino al momento della raccolta. Poi ci sono, diciamo, altre tecniche di contenimento di questo dittero che praticamente consente di evitare la lotta chimica, che è una lotta terapeutica, quindi curativa, alla quale si ricorre solo per estreme conseguenze. Bene, molto interessante. I cambiamenti climatici in atto influiscono sulle infestazioni di questo infausto dittero? Sì, influiscono anche molto, perché praticamente questi cambiamenti climatici ormai sappiamo riguardano l'innalzamento delle temperature medie e quindi questo innalzamento delle temperature medie impediscono al ciclo biologico della mosca di avere le interruzioni invernali e una pausa biologica che si chiama diapausa, che in alcuni ambienti meridionali, soprattutto costiere, per effetto di questo innalzamento delle temperature, questa diapausa non avviene, come possiamo mostrare in questa diapositiva che riguarda il ciclo biologico della mosca nella zona di Mirto Crosieve, nella piana di Sibari, vicino Rossano. Come voi potete vedere, durante tutto l'anno c'è un andamento della popolazione che va su e giù, ciascun picco rappresenta una generazione, quindi come vedete in questo caso sono 6 o 7 generazioni che si sono susseguite senza diapausa, e questo naturalmente accresce i problemi, perché poi in conseguenza di questo le infestazioni saranno maggiori e quindi più dannose. Grazie dottor Iannotta per le sue preziose informazioni. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Agricoltura, dove parleremo delle malattie crittogamiche. Arrivederci. Cari amici, benvenuti a una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica sul mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare di Federterziaria Agricoltura. Oggi per una volta non ci occuperemo di un tema diretto di agricoltura, ma comunque ci occuperemo della possibilità di creare nuove aziende, quindi di poter creare reddito in un territorio come quello della nostra regione, che forse ha bisogno soprattutto di una riscoperta dei territori e della ruralità, dove le piccole aziende, oppure chi vuole intraprendere un'iniziativa imprenditoriale anche di piccole dimensioni per recuperare quella che è la voglia di un territorio, può fare. E a questo proposito oggi abbiamo invitato la dottoressa Monica Scola, che è una consulente di finanza agevolata, per illustrarci quali possono essere innanzitutto che cos'è la finanza agevolata, ma soprattutto quella che è una misura che richiama i nostri territori, che è Resta al Sud. Quindi benvenuta dottoressa Scola. Salve. Quindi proprio a questo proposito, finanza agevolata, Resta al Sud. La finanza agevolata è quello strumento che aiuta le imprese, la nascita delle imprese o anche lo stesso ampliamento, ammodernamento, diversificazione di un'impresa già esistente. Nello specifico la misura Resto al Sud è una misura che promuove la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali, ma anche di attività libero-professionali, e lo fa nelle regioni del Sud Italia, quindi la nostra, la Calabria, ma anche la Sicilia, la Sardegna, il Molise, la Basilicata, la Campania, la Puglia.
e anche le regioni dell'Italia centrale, quelle colpite dal sisma, quindi abbiamo anche le Marche, l'Umbria e il Lazio. Il territorio, resto sud, ma è un territorio molto vasto. Sì, è un territorio molto vasto e una serie di comuni anche. La misura ha diciamo, un fondo molto sostanzioso, parliamo di 1.250.000.000 di euro, è partita nel 2017, non prevede un bando, non c'è una graduatoria, basta semplicemente presentare la domanda ed è a sportello. Ed è a sportello, ecco. Diciamo che vengono finanziate tutte le attività di impresa ad esclusione in maniera tassativa del commercio e dell'agricoltura, quindi l'agricoltura è fuori da questa... Però su questo volevo un approfondimento, ecco, sì, perché l'agricoltura, ma parliamo di agricoltura primaria, quindi sì, produzione, ma se parliamo di trasformazione assolutamente sì, infatti le attività che vengono finanziate sono le attività produttive industriali, artigianali e di trasformazione agricola, quindi la trasformazione è inclusa. Parliamo di attività di servizio alle persone, alle aziende, parliamo di attività del comparto turistico, tutte, quindi la ristorazione, la ricezione in genere, e parliamo poi delle attività libero professionali, singole o associate. Quindi diciamo che c'è un ampio spettro. La platea sì. è molto ampia. Oltre al discorso della platea, diciamo che volendo circoscrivere quella che è la platea degli ipotetici beneficiari, cioè chi può richiedere, chi può chiedere l'accesso a questo tipo di domanda. Chiaramente, come tutta la finanza agevolata, ci sono dei requisiti per partecipare, se no altrimenti parteciperebbero tutti. Nel caso specifico di Resto al Sud abbiamo il requisito dell'età anagrafica, possono partecipare gli under 56, quindi i diciottenni fino... quindi è stata, diciamo, c'è stata un allungamento sì. dell'età, perché io ricordavo invece che l'età arrivasse sempre ai 41 anni, come dicevamo nella scorsa puntata, anche per l'accesso al credito agrario. Si è iniziato con i 35 anni, poi si è passato ai 45 e adesso ai 55, quindi con il nuovo decreto hanno ampliato la platea. Però non basta solo il requisito dell'età anagrafica, abbiamo altri requisiti. Innanzitutto bisogna essere residenti nelle regioni che ho citato prima, quindi le regioni del sud, o quantomeno dichiarare di trasferire la residenza dopo l'ammissione al beneficio. Poi non bisogna essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato e indeterminato, almeno fino alla durata del contributo, insomma della domanda, che sono circa 8 anni. Diciamo che si può anche partecipare essendo assunti, però l'importante poi è di mettersi... Con l'impegno poi, esatto, di voler volare da soli. Certo, ma uno dei requisiti, diciamo, più importanti, che un po' manda in confusione le persone che vogliono partecipare, è il fatto che non bisogna essere titolari di un'attività di impresa attiva prima del 21 giugno 2017. Che vuol dire nello specifico? Che se sono una ditta individuale, quindi titolare di partita IVA, non devo avere partita IVA movimentata prima di questa data, 21 giugno 2017. Se sono una società, diciamo, non devo essere legale rappresentante di una società attiva prima del 21 giugno 2017. Diciamo che questo vale anche se nel frattempo l'ho cessato o ceduta. Quindi diciamo che i requisiti sono questi. Si riguarda anche al discorso della storicità. Certo. Diciamo, c'è anche un altro aspetto che magari noi ci siamo occupati anche per quanto riguarda le nostre attività professionali, anche di affacciarci a questo mondo di Resto al Sud, spesso anche perché ci sono le cosiddette seconde generazioni degli agricoltori che tendono di diversificare oppure di intraprendere quello che è il discorso della passare dalla produzione primaria a un discorso di affiancamento con la trasformazione o la commercializzazione. Però spesso quello che viene richiesto è che il cosiddetto, io lo chiamo specchietto dell'allodole dal punto di vista della formazione della pratica, perché altrimenti comunque sono delle opportunità. Però spesso se io voglio intraprendere un'attività in franchising, allora quello può essere un ostacolo al discorso della partecipazione al Resto al Sud, perché alcune volte abbiamo riscontrato questo tipo di Diciamo che solitamente il franchising non è proprio una forma imprenditoriale che si inquadra nella misura, perché comunque il franchise è vincolante perché ci sono le fee di ingresso che non sono agevolabili, non rientrano fra le spese ammissibili, che adesso elencheremo perché sono semplici, infatti, però chiare. Perché praticamente il Resto al Sud le spese ammissibili sono sostanzialmente tre.
e sono le ristrutturazioni, escludendo categoricamente la costruzione. Parliamo di ristrutturazione entro il limite del 30% del massimo della spesa ammissibile. Poi abbiamo macchinari, impianti specifici e attrezzature nuovi, quindi escluso l'usato, questo è un altro limite per alcuni tipi di attività. E poi abbiamo i programmi informatici, le tecnologie dell'informazione e infine il capitale circolante. Anche qui c'è un limite del 20% del totale della spesa ammissibile e per capitale circolante si intendono i beni di consumo, le utenze, i canoni di locazione, di leasing, la fideiussione assicurativa. Diciamo che sono escluse le spese di consulenza, le spese di progettazione, le spese di promozione, le spese per i dipendenti, tutto questo comparto è escluso. Diciamo che il reale vantaggio della misura qual è? È che è una di quelle poche misure che finanzia il 100% della spesa ammissibile, mentre notoriamente la finanza agevolata non è così, solitamente si finanzia una parte dell'investimento, la restante parte l'imprenditore deve mettere dei mezzi propri, deve intervenire con i mezzi propri. Un'altra domanda che è anche l'approccio che spesso ha chi vuole informarsi su questo tipo di tematiche. Ecco, dire 100% del finanziamento può trarre in inganno, perché poi nella sostanza come si sviluppa il contributo di Resto al Sud? Allora, diciamo così, quando parliamo di copertura del 100% dell'investimento solitamente si esclude l'IVA, chiaramente, a meno che non si ha l'accesso a dei regimi particolari, pensiamo al forfettario, dove l'IVA diventa un costo indetraibile e allora è finanziabile, però bisogna valutare caso per caso se è opportuno farlo o meno. Ecco. Diciamo che il contributo si suddivide in due parti. Abbiamo un 50% a finanziamento ordinario bancario supportato da garanzia di Invitalia, che promuove Invitalia attraverso il fondo garanzia, e poi abbiamo un altro 50% a contributo a fondo perduto. Diciamo che il reale vantaggio del finanziamento qual è? È che gli interessi sono a carico di Invitalia e il finanziamento si paga dopo 2 anni che è stato sostanzialmente erogato, perché nei primi 2 anni... Ed è un tasso zero reale. Ed è un tasso zero reale, anche se gli interessi in effetti vengono pagati da Invitalia. Il contributo a fondo perduto, che dire, copre il 50% delle spese, per cui è un contributo che chiaramente non deve essere restituito, ma tutto deve essere rendicontato per bene, quindi fattura e tracciabilità del pagamento, come del resto in tutta la finanza agevolata. Poi, tra l'altro, l'ultimo decreto ha dato l'accesso ad ulteriore liquidità, quindi chi partecipa al Resto al Sud e completa il progetto ha diritto ad ulteriore, nei tempi e in maniera corretta, ha diritto ad ulteriore liquidità, che sono 10.000 euro nel caso di società e 15.000 euro nel caso di ditte individuali. Io credo che questa sia una di quelle misure che per i nostri territori e soprattutto per i nostri giovani può essere un'opportunità che può essere sfruttata e che deve essere sfruttata. Fra altre cose il nostro impegno è avvalerci di consulenti, proprio come la dottoressa Scola, anche non solo per informarvi, ma anche per dare assistenza a chi magari ci contatta per poter fare questo tipo di percorsi. Io ringrazio la dottoressa Scola con l'augurio di riaverla magari qui per approfondire altre tematiche legate alla finanza agevolata e vi do appuntamento alla prossima puntata.